Il cambio al vertice della soprintendenza, con Vincenzo Tinè che lascia Padova dopo 3 mesi, apre uno scenario incerto per quel che riguarda soprattutto il nuovo reparto di pediatria dell'ospedale. Era in corso una trattativa per rivedere il progetto, per migliorare soprattutto l'estetica dell'edificio. Il sindaco Giordani ripercorre ciò che è accaduto nelle ultime ore. Sovrintendente Tinè, io ho un splendido rapporto. È stato cambiato dalla direzione generale del Ministero. Io auguro va a Verona, non è che vada in qualche altro posto negativo. Quello di Verona viene a Padova, ha fatto un cambio, non so perché, non entro in dinamiche che non mi competono. Il sindaco getta acqua sul fuoco negando che ci siano state tensioni. In realtà proprio nei prossimi giorni doveva esserci una risposta definitiva della soprintendenza, dopo che anche il governatore Zaia aveva chiesto di accelerare i tempi perché la questione economica era invece già risolta, con la regione pronta ad alzare il budget. Grazie a Tinè perché ha lavorato con lui molto bene, per me il dialogo è fondamentale sempre e con lui mi dialogavo benissimo. Su quello che accadrà invece Giordani è ottimista e non ha dubbi. Finiremo col prossimo, non c'è problema, sono dettagli. E guardando al futuro, oltre al capitolo ospedale, il sindaco ricorda che in gioco ci sono opere e eventi come Capitale del Volontariato, il Centro Congressi, l'Auditorium e il riconoscimento UNESCO. Sono talmente tante cose da fare che io mi auguro e spero che, non dico li finirò, ma entro il mandato almeno avere l'avvio di queste cose.